Non ci posso credere. Oggi è davvero il giorno del mio matrimonio. Sembra solo ieri che lo sognavo ad occhi aperti. Mi ricordo il vestito, i fiori, la musica. Lo immaginavo sempre come un evento importantissimo e perciò deve essere tutto curato nei minimi dettagli. E adesso eccomi qui, con abito bianco, pronta per questa splendida festa. Ma che diavolo ti salta in mente? Ma cosa sono questi ridicoli riccioli sulle tempie? Eppure mi sembra di essere stata chiara, no? Voglio una conciatura elegante e sobria. Mica sono la principessa Rapironzola. Ma dove hai studiato per fare il portiere, eh? Alla Disney? E che io ho sempre desiderato un matrimonio molto semplice, sobrio, senza sprechi, romantico. Cosa? Ha detto l'auto rossa cabrio non è ancora arrivata? Ed io adesso come ci arrivo in chiesa? A piedi? Non mi frega niente che siamo a 100 metri. Trova quell'auto. O quanto è vero Dio, stasera gli invitati mangeranno i toppi fritti. Io poi non capisco quelle spose che hanno delle pretese assurde. Il matrimonio è importante come simbolo. Tutto il contorno è solo inutile scenografia. No, cara mia, non mi frega niente che l'organista non la conosce. Io pretendo l'Ave Maria di Reinberger. Digli che se la devi studiare immediatamente o sostituisco i tasti neri dell'organo con le sue dita. Il matrimonio deve essere festa per tutti. Tutti devono divertirsi. A cominciare dagli invitati. Se non c'è baldoria, che festa è? A proposito, ti sei assicurato che non venga servita nemmeno una gocciola d'alcol durante il ricevimento? Bene, perfetto. Non voglio alcuna intenzione di vedere gente ubriaca che canta in maniera orrenda. E ovviamente, mi raccomando, servizi d'ordine. Non è che ci si può alzare dai tavoli così a proprio piacimento. L'ordine innanzitutto. Ma ci pensate? Oggi mi sposo. Ci sarà l'unione di due anime che si ameranno, si rispetteranno e si onoreranno finché morte non li separi. Che cosa romantica. Che c'è ancora? Cosa? Ha detto Giuseppe che sta entrando in chiesa adesso? Ma chi è Giuseppe? Ah, già. Il mio futuro marito. Forse, se non ha indossato il vestito che io ho deciso per questa occasione, può pure tornarsene a casa. Mi sposo da sola. Bene. Mamma, papà, possiamo andare. Siete felici anche voi per me, vero? Lo vedo dalla vostra aria sollevata. Anche se so che vi mancherò. Ma è giunto il momento che io prendo la mia strada. Ormai sono una donna e dovrò cavarmela da sola. E adesso andiamo a vivere il giorno più bello della mia vita.
A proposito, mamma, appena tornata dal viaggio di nozze, ricordami di portarti i vestiti da lavare e stirare. E mi raccomando, staci attenta, non fare come al solito.